Sono le storie di vita quelle che talune volte messe a disposizione ai più giovani aiutano a capire cosa significa navigare a vista talune volte. Tori Rittu. Sì, oggi è stato toccato un tema molto importante a mio avviso, che è il bullismo, che si è tramutato in cyberbullismo fondamentalmente. Per me è stato piacevole oggi trovarmi davanti a tutti questi ragazzini e confrontarmi con loro. È stato piacevole mettere la mia esperienza a loro disposizione, ma specialmente sensibilizzare un tema così caldo in questo momento, perché prima c'è sempre stato il bullismo fondamentalmente, ma oggi diciamo, si è amplificato penso in una maniera vertiginosa e pericolosa anche, perché comunque oggi tutti abbiamo un telefonino, tutti quanti siamo pronti a riprendere. Ne vedo di ogni situazione. Per me dare la possibilità comunque di mettere la mia esperienza a disposizione è stato un motivo di orgoglio e sicuramente sarà una delle tante occasioni per continuare a far capire e combattere questo tema qua. I giovani sono molto sensibili a quelli che sono gli orientamenti, è chiaro che tu non sei un influencer, sei uno che la vita l'ha vissuta, l'ha toccata con mano, quindi le tue esperienze messe in piazza anche con quello che è il filmato che riguarda la tua vita, credo che abbia incuriosito in primis questi ragazzi, perché magari pensavano che Tori Rittu fosse arrivato al successo solo ed esclusivamente perché è stato baciato dalla fortuna, invece mi pare di poter capire che tu la fortuna l'hai cercata. Sì, assolutamente sì, io ho cercato di far capire e sensibilizzare il fatto di avere il coraggio di affrontare le proprie paure, di porsi davanti a sé dei piccoli obiettivi da raggiungere, specialmente di non avere paura di sbucciarsi le ginocchia, perché oggi non bisogna avere paura di cadere, bisogna sapersi sempre rialzare nella vita. Per me volevo far arrivare questo messaggio qua e spero di esserci riuscito appieno con questi ragazzi. Tore, inizio questo progetto, quindi qualcosa che verrà mutuato chiaramente in altri istituti scolastici. Un piccolo segnale, come avete detto durante l'incontro, il dibattito con i ragazzi, che però può essere il famoso sasso nello stagno, può diventare veramente uno tsunami. Assolutamente sì, perché comunque la sensibilizzazione è la prima cosa che si fa, perché oggi mentre facevamo il dibattito, quando abbiamo avuto il momento che dovevamo parlare, quasi nessuno parlava. Nel momento in cui i ragazzi sono stati messi in condizione da parte mia di riuscire a esprimersi, è nato un bel dibattito, comunque un continuo porsi domande, quindi c'è la curiosità di voler affrontare questo tema qua. Adesso bisogna trovare il sapere e i criteri giusti per cercare di abbattere questo grande problema. E soprattutto mi piace sottolineare in chiusura di questa intervista, intanto ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato, è qualcosa di non virtuale, è qualcosa di tangibile, perché il confronto credo che poi alla fine sia quello che dà i migliori risultati. Sì, perché oggi sono tutti molto social, ma pochi la realtà che sono quelli che socializzano. Oggi riuscire a socializzare per me con questi ragazzi, nonostante una grande forbice di età, è stato piacevole. Sono convinto che a livello emotivo e a livello empatico ho toccato i punti loro che mi interessava riuscire ad arrivare a livello umano.